Stiamo vivendo un momento in cui molte aziende stanno ottenendo la certificazione di parità di genere e questo è uno degli strumenti dove in qualche modo ha portato le aziende a entrare su questo tema e sembra una banalità, sembra una semplice certificazione, in realtà fai un percorso di analisi interna dove evidenzi anche e ti metti a disposizione per raccogliere tutte quelle segnalazioni che possono avvenire. Oltre a questa certificazione, quali strumenti concreti, formativi e organizzativi di supporto dovrebbero essere attivati, secondo lei, nelle realtà lavorative per aiutare le donne che vivono situazioni di violenza o di controllo? Io penso avere un ascolto attivo e quindi saper captare tutti quei segnali e dare un supporto laddove c'è bisogno, essere a fianco delle donne, anche poi nella gestione di quella che è anche una vita familiare, quindi andare incontro anche a loro, magari con orari anche che possono in qualche modo agevolarle, per non portarle a, come è stato detto poco fa, dove molte donne purtroppo avendo il primo figlio poi abbandonano il luogo del lavoro e quello è un peccato che bisogna quindi sostenerle attraverso strumenti e quindi abbiamo parlato di asili nido, di strutture che possono affiancare le donne e riuscire a mantenere la propria vita lavorativa e anche quella familiare. C'è ancora tanto lavoro da svolgere, secondo lei, negli ambienti di lavoro? Beh, un po' dappertutto. C'è ancora un bel percorso da fare perché è un fatto culturale. Oggi si è parlato di violenza sulle donne, ma io l'allargherei a una violenza in generale. Ecco. La violenza è da combattere sempre e comunque su donne, su uomini. È ovvio che il numero di femminicidi è ancora troppo importante. Stiamo parlando di una cultura di centinaia di anni da sconfiggere. Ci vuole tempo, pazienza, essere compatti, uomini e donne, comunità, imprese, istituzioni e riuscire assieme a combattere questa disparità e questo tipo di violenza che può essere verbale, non verbale e poi per arrivare quindi a culminare con purtroppo atti di omicidio. Grazie, grazie.